Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Scandalo CEFPAS, 8 indagati per il centro di formazione personale sanitario, tra loro il deputato regionale Riccardo Gallo, sotto la lente di ingrandimento 75 contratti di collaborazione. Si indaga su presunte irregolarità, nepotismo e favoritismi. Fiaccolata per Alessandra, a Belsito, frazione di Mister Bianco, centinaia di persone hanno ricordato la donna uccisa dal marito. Al pronto soccorso di Gela mancano i medici, solo 2 sono in servizio, la pianta organica ne prevede 14. Alle ore contate il pirata della strada che a Taormina ha lanciato l'auto contro un gruppo di ragazzi fuori da una discoteca. Gli investigatori hanno i numeri di targa del suo veicolo. Il piano omicida del 12enne che ha aggredito il professore a San Vito Lo Capo, indagini sui contatti online del ragazzino a partire dall'alias 1. C'è l'ipotesi di istigazione alla violenza, nel mirino i compagni di scuola musulmani. Torna a correre grazie a una protesi 3D e la storia di Kim, pitbull di 3 anni, abbandonata e ferita nel Ragusano, che ora è in cerca di adozione. Calcio, il patron del Catania pelligra, le migliorie che faremo ci porteranno in Serie B. Bentrovati, in apertura una notizia da poco giunta in redazione. Il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo è indagato con l'accusa di corruzione. L'inchiesta, che vede indagate a vario titolo anche altre 7 persone, riguarda la gestione del CEFPAS, il Centro per la Formazione del Servizio Sanitario Regionale, con sede a Caltanissetta. Da mesi la Procura di Caltanissetta indaga su presunte irregolarità, nepotismo e favoritismi nella gestione del CEFPAS. Sotto la lente di ingrandimento sono finiti 75 contratti di collaborazione coordinata e continuativa conferiti appena in 10 giorni. Sul centro di formazione ha acceso un faro anche la Commissione regionale antimafia. E adesso andiamo alla fiaccolata che c'è stata ieri a Belsito, nella frazione di Mister Bianco, una fiaccolata per ricordare Alessandra, la donna di 49 anni uccisa a colpi di martello dal marito. Sentiamo Desiree Ferlito. Perché era così mia figlia, conoscevo tutti e la volevo bene tutte, perché il modo di fare, era forte. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Solo candele, silenzi, abbracci e lacrime. A Belsito, frazione di Mister Bianco, centinaia di persone si sono ritrovate ieri sera per ricordare Alessandra Bruno, vittima dell'ennesimo femminicidio che ha spezzato la sua vita a soli 49 anni. 4 figli e una vita fatta di affetti, sacrifici, progetti, amici. E poi c'è il dolore di una madre che non dovrebbe sopravvivere a sua figlia, che si dispera e non riesce a dare un senso a tanto dolore. Una nonna che adesso dovrà occuparsi di 4 nipoti rimasti soli. Coraggio, non l'ho vista quei bambini. Chiedo perdono a Dio per non aver fatto come singoli e come comunità abbastanza per evitare la tragedia. Queste le parole pronunciate da Don Roberto Interlandi nella chiesa di San Massimiliano Colbe, che ha chiamato a raccolta familiari, parrocchiani, cittadini e fedeli. Prima di iniziare la fiaccolata che ha ripercorso le vie di Belsito fino a Via delle Rose, dove viveva la vittima e dove il primo cittadino, Marco Corsaro, insieme alla più piccola delle figlie della vittima, ha deposto un mazzo di rose. Le fiaccole si consumano lentamente nel buio di Belsito, restano le lacrime, il dolore di una famiglia e il silenzio di una comunità che ancora fatica a comprendere. Tra il buio c'è una luce. Alessandra, nell'ultimo gesto di generosità nei confronti della vita, ha donato i suoi organi. Una tragedia che dona speranza, un ultimo dono che continuerà a parlare di lei. A Gela l'emergenza sanitaria non è più un allarme ma una realtà quotidiana. Il pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, punto di riferimento per un vasto territorio, continua a lavorare con un organico ridotto all'osso. Mancano i medici, aumentano le difficoltà nei turni e cresce la preoccupazione per la tenuta del servizio. Gerry Italia.
Il pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela si regge ormai su un equilibrio sempre più fragile. Secondo la pianta organica, il reparto dovrebbe contare su 14 medici, oltre al direttore dell'unità operativa. Nella realtà però i medici strutturati rimasti in servizio sono soltanto 2, compreso lo stesso direttore. Una situazione che assume contorni ancora più preoccupanti se si considera che altri 2 medici di ruolo sono attualmente assenti per gravi problemi di salute. Eppure il pronto soccorso di Gela non serve soltanto alla città. È il principale presidio di emergenza per un bacino di circa 150.000 abitanti, provenienti anche da numerosi comuni del comprensorio. Ogni giorno affronta centinaia di accessi, spesso in condizioni operative estremamente difficili. Per garantire la copertura dei turni, soprattutto nelle ore notturne, si fa sempre più ricorso a liberi professionisti e giovani medici, molti dei quali alla loro prima esperienza in emergenza-urgenza. Una soluzione tampone che consente di mantenere aperto il servizio, ma che non risolve il problema strutturale della carenza di personale. Da anni si susseguono annunci di potenziamenti e promesse di rafforzamento dell'organico, tuttavia sul fronte operativo i numeri continuano a raccontare una realtà diversa e mentre dal management aziendale e dalla regione non arrivano al momento segnali concreti di inversione di tendenza, cresce il timore che la crisi del pronto soccorso possa trasformarsi in una questione che va oltre l'organizzazione sanitaria, investendo direttamente il diritto dei cittadini ad accedere a cure tempestive e sicure. E torniamo a parlarvi dello scandalo dei referti istologici all'ASP di Trapani. È stato chiuso l'incidente probatorio, adesso il GIP trasmetterà gli atti al PM Antonella Trainito che procederà verso la conclusione dell'indagine. La decisione potrebbe arrivare già in autunno. Laura Spanò. Il GIP di Trapani Massimo Corleo ha concluso l'incidente probatorio chiesto dalla Procura nell'ambito dell'indagine sul cosiddetto scandalo dei tumori. Si tratta di 3.000 risultati istologici rimasti non consegnati ai pazienti che nel frattempo rimasero senza le necessarie cure oncologiche. Una vicenda sollevata dalla denuncia a fine 2024 dalla professoressa Maria Cristina Gallo di Mazzara che attese 8 mesi i risultati istologici. La donna è morta lo scorso anno, ma il GIP ha fatto in tempo a sentirla durante l'incidente probatorio. Sono 19 gli indagati tra medici, infermieri e assistenti degli ospedali di Trapani e Castelvetrano. L'incidente probatorio è servito a raccogliere gli accertamenti ritenuti irripetibili condotti da 3 specialisti di anatomia patologica. Ora il GIP trasmetterà gli atti al PM Antonella Trainito che nei prossimi mesi procederà verso la conclusione dell'indagine. La decisione potrebbe arrivare in autunno. Da quanto è emerso, la richiesta di rinvio a giudizio potrebbe vedere esclusi alcuni degli indagati e le contestazioni di reato potrebbero essere inferiori a quelle ora contestate. Questo non ridimensiona però l'indagine. Pesanti le conclusioni dei periti che nel loro intervento hanno fatto più volte cenno a responsabilità che non possono essere contestate solo agli odierni indagati. Al vaglio della Procura quindi ci sarebbe l'eventualità di fare altre iscrizioni nel registro degli indagati. Si stringe il cerchio attorno al pirata della strada che ha tentato di travolgere dei giovani a Taormina. Il sindaco De Luca, che ha sollevato il caso pubblicando sui social il video, ha inviato una nota alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per sollecitare un coordinamento più incisivo. Francesco Triolo. C'è una svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta all'esterno di una discoteca di Taormina. Gli investigatori sarebbero ormai ad un passo dall'identificazione del cosiddetto pirata della notte, l'uomo che dopo una violenta lite si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Determinante sarebbe stata la testimonianza di 2 persone che hanno annotato la targa dell'auto e l'hanno consegnata agli investigatori. Da quel momento il cerchio si sarebbe stretto attorno al presunto responsabile. Le indagini condotte dai carabinieri si sono concentrate sull'analisi delle immagini di videosorveglianza e sui movimenti dei veicoli presenti nella zona nelle ore successive ai fatti. L'episodio ha destato forte preoccupazione nella cittadina turistica, soprattutto per la dinamica e per le conseguenze riportate dalla vittima dell'aggressione, un sospetto trauma cranico per uno dei giovani soccorso in ospedale già dimesso. Gli investigatori mantengono il massimo riservo, ma secondo quanto trapela, gli elementi raccolti sarebbero ormai consistenti e potrebbero portare a breve a provvedimenti giudiziari. Per il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che ha sollevato il caso pubblicando sui suoi social il video, non può essere considerato un fatto isolato e ha inviato una nota alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per sollecitare un coordinamento più incisivo. Sono scioccato. E a San Vito Lo Capo si continua ad indagare sul caso del ragazzino che ha tentato di accoltellare il professore. Si emerge che c'era un piano progettato fin nei minimi dettagli e condiviso con i suoi follower in una chat. Ma chi c'era veramente dietro questo ragazzino?
Lorena Dolci. Voleva essere una strage progettata e condivisa sui social, intrisa da un'ideologia suprematista in difesa della razza bianca. Gli obiettivi che il 12enne di San Vito Lo Capo indicava ai suoi follower erano 3 sprovveduti musulmani nella mia classe, un altro immigrato musulmano e una ragazza nera. Deliri su deliri ripetuti con grande freddezza e lucidità. Poi, la mattina del raid a scuola, il 12enne ha cambiato bersaglio, prendendo di mira un professore che con grande coraggio è riuscito a bloccare quell'alunno che indossava un casco integrale con il cellulare per filmare, la maglietta con la scritta "me ne frego" e brandiva 2 coltelli portati da casa. Tutto in diretta video su un gruppo Telegram. Ma dal telefonino sono già emersi numerosi spunti per i magistrati che indagano per istigazione a delinquere. In particolare i militari del ROS sono a caccia di Euno, ufficialmente una ragazza straniera che era in contatto anche con il 13enne della provincia di Bergamo che ha coltellato una professoressa di francese. Ma è davvero una ragazza? O dietro questo alias che ci riporta in Sicilia con il nome dello schiavo che capeggiò una rivolta contro i romani si nasconde qualcun altro, bravo a indottrinare minorenni e spingerli alla violenza, ispirandoli con gli autori di stragi suprematiste. La madre si dispera, questo non è mio figlio, qualcuno lo ha ricattato, ma nella chat il 12enne appare del tutto tranquillo, annunciando il gesto che stava per compiere con la frase "non datemi la colpa per quello che farò". Sotto al post centinaia di commenti, molti like, frasi tipo "ci hai provato, buona fortuna". Risse sempre più frequenti a Marzamemi, borgo marinaro di Pachino. Il comitato di cittadini chiede più controlli e un'ordinanza del comune che vieti la vendita di alcolici. Francesco Aloi. Chiediamo semplicemente un'ordinanza che vieti la somministrazione di bevande alcoliche e la sospensione di tutte le attività di musica. È la richiesta del comitato Pachino Sicura. A Marzamemi, borgata marinara di Pachino, le risse sono sempre più all'ordine del giorno, o meglio della notte. L'ultima rissa è stata ieri notte. Tra i tanti ragazzi che vengono qui per divertirsi il sabato sera o la domenica sera che sia, c'è magari il ragazzo, i ragazzi più spinti. Adesso non c'è confusione, è tutto tranquillo, ma qui la sera c'è il pienone. Soprattutto nella bella stagione si crea una grande discoteca sotto le stelle, unica nota stonata, le risse. Ormai è diventata una cosa insopportabile, anche perché sanno, ma nessuno fa niente. Quindi cerchiamo più sicurezza da parte delle forze dell'ordine e cose, ma anche se ci danno questa sicurezza lo fanno lo stesso. Così chi viene qui per trascorrere qualche ora in allegria rischia di trovarsi in mezzo ad una lite più o meno animata. Ci sono anche delle attività commerciali che danno delle bevande alcoliche anche a ragazzini, anche a dei minorenni, quindi chiediamo a tutte le forze dell'ordine di controllare soprattutto le attività commerciali. Da un lato il comune, dall'altro le forze dell'ordine. Ognuno è chiamato a fare la propria parte per raggiungere un obiettivo, provare ad azzerare le risse per una Marzamemi più sicura. Trovato col volto insanguinato e morto al Policlinico di Palermo. Sarebbe stato aggredito da un altro paziente. La procura sta indagando per omicidio preterintenzionale. Marco Gullà. È giallo al Policlinico di Palermo per la morte di un anziano di 86 anni. A quanto emerso, il paziente era stato trovato dal personale dell'ospedale con il volto insanguinato. Il sospetto è che possa essere stato colpito da un altro paziente ricoverato nello stesso reparto, quello di medicina e chirurgia d'urgenza. In seguito al decesso, i familiari della vittima hanno presentato una denuncia ai carabinieri e la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale a carico di ignoti. Secondo una prima ricostruzione, pare che tra i 2 uomini ricoverati a Palermo per ragioni ancora tutte da chiarire sarebbe nata una discussione che poi sarebbe degenerata. L'uomo sarebbe stato colpito al viso con un bicchiere, riportando così lesioni gravi. È stato soccorso subito dal personale medico, ma le sue condizioni sono peggiorate nelle ore successive all'episodio e dopo 48 ore è andato in arresto cardiaco ed è deceduto. I carabinieri intervenuti sul posto hanno sequestrato le cartelle cliniche e in queste ore stanno ascoltando pazienti e operatori che erano presenti al momento dei fatti. Le indagini sono in corso, sarà necessario ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e capire se il colpo ricevuto dal paziente sia stato determinante per il decesso.
E si sta indagando sull'incendio che ha distrutto il cantiere del nuovo centro commerciale di Fontanelle, frazione di Agrigento. A fuoco sono andati bancali e tavoloni in legno ed è quasi certa l'origine dolosa del rogo. Davide Sardo. Un incendio quasi certamente doloso ha colpito nella notte il cantiere del nuovo centro commerciale di Fontanelle, popolosa frazione di Agrigento. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 del mattino all'interno dell'area allestita dalla ditta incaricata dei lavori. A bruciare sono stati pedane e tavoli in legno, materiale depositato nel cantiere. Il rogo ha generato fiamme e fumo denso che hanno annerito alcune pareti della struttura. I danni però risultano al momento abbastanza contenuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme ed evitato che l'incendio si propagasse ulteriormente. Secondo una prima ricostruzione, uno o più ignoti avrebbero approfittato dell'oscurità e della strada deserta per introdursi nell'area. Poi avrebbero appiccato il fuoco e si sarebbero allontanati rapidamente. Non si esclude alcuna ipotesi, dal gesto vandalico compiuto per creare danni e paura fino a un'azione mirata che potrebbe rappresentare un possibile avvertimento. Provvidenziale l'intervento di un passante che ha notato il fumo e ha allertato subito il 112. Sul posto anche le forze dell'ordine. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili. E a Catania un incendio è divampato in un palazzo di San Cristoforo. La polizia ha salvato 7 persone e anche alcuni animali domestici, ma al contempo è riuscita anche ad arrestare uno spacciatore che aveva gettato la droga dalla finestra e lo hanno appunto ammanettato. Tonino De Mano. 7 persone più alcuni animali domestici salvati dalle fiamme ed uno spacciatore arrestato. Un intervento nell'intervento è stato portato a termine dalla polizia di Catania in un palazzo di 3 piani in via della Concordia, nel rione di San Cristoforo. Le fiamme, probabilmente partite da un motorino che si trovava al piano terra, si sono subito propagate ai piani superiori dell'edificio. Provvidenziali le urla di un bambino che da balcone si agitava per chiedere aiuto. La scena e il fumo nero ha richiamato l'attenzione dei poliziotti che, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, nonostante l'aria irrespirabile, sono riusciti a salvare 4 famiglie, compresi 2 anziani, bambini piccoli ed una donna disabile. Nel corso dell'intervento gli agenti hanno salvato anche 2 cagnolini, visibilmente spaventati. Le fiamme sono state poi domate da 2 squadre dei vigili del fuoco. Da segnalare, durante le delicate operazioni di salvataggio, l'arresto di un pusher di 29 anni che aveva cercato di liberarsi della droga gettandola dalla finestra. Iniziativa non certo fortunata, visto che un altro poliziotto si è precipitato a recuperare la busta al cui interno c'erano quasi 100 grammi di marijuana. In casa del giovane i poliziotti hanno trovato altri 50 grammi di droga, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Adesso una breve pausa, tra poco. A Termini Imerese i carabinieri hanno sequestrato una discarica abusiva e hanno denunciato un uomo di 61 anni per conferimento illecito di rifiuti. Adesso andiamo ad Agrigento, dove si sono verificati nuovi crolli alla collina del Caos. A dare l'allarme Mare Amico. Sentiamo Davide Sardo. Non si ferma l'emergenza alla collina del Caos. Nonostante i milioni di euro spesi per le barriere frangiflutto, i cedimenti continuano a minacciare abitazioni e la strada statale 640 tra Agrigento e Porto Empedocle. L'associazione ambientalista Mare Amico torna a lanciare l'allarme e sostiene che le opere realizzate in mare non siano sufficienti a fermare il fenomeno. Secondo il coordinatore Claudio Lombardo, la causa principale dei continui crolli non sarebbe infatti l'erosione marina, ma il dissesto idrogeologico dovuto alla mancata regimentazione delle acque a monte della collina. Una tesi che, secondo l'associazione, trova conferma nelle immagini più recenti. Nonostante la costruzione di diverse barriere frangiflutto per proteggere la base della falesia e allontanare il mare, i cedimenti continuano a verificarsi. Nel frattempo dalla collina continuano a scendere acqua e materiale argilloso che finiscono direttamente sulla spiaggia. Per Mare Amico è quindi necessario intervenire sulle vere cause del dissesto, affrontando il problema alla radice e non soltanto lungo la costa. E
adesso un esempio di come tecnologia, cura e amore possano cambiare il destino di un animale e offrirgli una nuova vita. È la storia di Kim, una cagnetta amputata a una zampa che grazie a una protesi oggi torna a camminare. Veronica Barbarino. Giù, brava! Andiamo, tienilo giù. Bravissima, ma sei troppo brava, vieni. Lei è Kim, un pitbull di 3 anni che oggi ritorna a correre grazie a una protesi realizzata con tecnologia 3D e materiali resistenti. 8 mesi fa era stata trovata abbandonata sul ciglio di una strada del Ragusano, ferita e con una zampa amputata. Ma grazie ai volontari del canile rifugio degli Iblei di Chiaramonte che l'hanno curata con amore e pazienza, e all'incontro con il tecnico ortopedico Pietro Di Falco, oggi Kim ha una nuova possibilità di vita. Abbiamo realizzato una protesi che sia strutturata per un pitbull, quindi per farlo saltare, per farla saltare, per farla correre, per farla giocare. A terra, brava, brava, corriamo e tienila a terra. No, a terra, a terra. Questa è la parte più difficile, darle uno schema della corsa senza farle alzare l'arto, perché ancora lei ha in memoria il vecchio schema senza protesi dove quando correva e sbatteva a terra il dolore aumentava. Una storia di rinascita resa possibile dal lavoro di squadra tra tecnici e volontari che ora fanno il tifo per lei. Kim infatti è in cerca di adozione con la promessa che la sua protesi sarà seguita gratuitamente per tutta la vita. Adesso una breve pausa e poi il calcio, sentiremo le promesse e la conferenza stampa di Ross Pelligra per quanto riguarda il Catania. A tra poco. Ed eccoci al calcio. Ieri il presidente del Catania, Ross Pelligra, ha incontrato la stampa a Torre del Grifo, ha anticipato i temi della nuova stagione, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Marco Carli. Torre del Grifo per ripartire, l'immagine vincente del Catania di quest'anno racchiusa nella struttura, ritornata nelle mani della società rossazzurra da febbraio, con un esborso di oltre 5 milioni. Pelligra fa da cicerone, accoglie la stampa e racconta e poi risponde alle domande. Sotto l'aspetto tecnico rimanda tutto al Consiglio d'amministrazione di lunedì. Lunedì abbiamo un incontro del Consiglio di amministrazione, sarà un incontro molto importante. Non posso darvi ovviamente anteprime, però posso dirvi che sarà qualcosa di assolutamente positivo. Parlo soprattutto dal punto di vista tecnico, di ciò che cambierà dal punto di vista tecnico, quindi aspettate lunedì per ulteriori sviluppi. Pelligra dice che Zarbano proseguirà e poi ritorna sul tema Grella. Vincenzo Grella possiamo dire un proprietario come me, perché lui possiede delle quote all'interno della società. Inoltre, cosa forse ancora più importante, un uomo di assoluta fiducia non solo da parte della famiglia Pelligra ma anche da parte del Consiglio di amministrazione, perché non dimentichiamoci che ogni mia decisione, ogni decisione che avviene anche da parte di Grella viene comunque supportata da quello che è il Consiglio di amministrazione. Lui chiaramente, vivendo a Catania, è responsabile nel quotidiano e chiaramente ha estrema fiducia da parte di tutti noi. Il presidente del Catania conferma che vuole acquistare il vecchio logo e poi in italiano parla del prossimo ritiro. Fra 20 giorni possiamo avere l'erba pronta per tagliare e se il sole ogni giorno è bello lucente, noi possiamo fare un ritiro. Bene, è tutto, ci fermiamo qui per questa edizione Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.